Ebrei, capitolo 3. Cristo è superiore a Mosè. Frate mio, voi siete frate santi appartenete a Dio che vi ha chiamato, perché guardate buono a Gesù. Dio l'ha mandato come sommo sacerdote e che è la fede che noi professiamo. Issa è stata fedele a Dio, ci ha messo in mano sua, chi sto potere, come è stata fedele Mosè, che come troviamo scritto in la Bibbia, fu fedele a tutta la casa di Dio. Anzi, Gesù è stato giudicato rigna una rolia assai più rossa che le Mosè. Perché chi fravaga una casa è assai più grossa di tutta la casa stessa. Perché ogni casa è fravagata a qualcuno, chi le me, che fravaga tutte cose, è Dio. Mosè fu fratello a tutta la casa di Dio, ma solo come un servo che aveva preparato quella che Dio aveva ritta, solo più tardi. Cristo invece fu fratello a Dio come un figlio che aveva potere rinda la casa rubata. E che la casa siamo tutto quanto noi, si manteniamo a libertà e a speranza, a do ci avantiamo. A fede e un riposo a Dio. Per questo, come dice lo Spirito Santo in la Bibbia, oggi si sentite la voce di Dio, non tu state cuore vostro, come avete fatto in 2 giorni la revuota, quando avete messo Dio in la prova. Là, dice il Signore, e Padre vostro hanno messo la prova. Pure se loro avevano veduto per 40 anni tutto quello che aveva fatto per loro, perché sono arrabbiato contro loro e a giudizio, tutti i pensieri loro vanno appresso a tutte le vie sballate. Non hanno mai voluto conoscere vie meglio, ma sono arrabbiati e hanno fatto questo giuramento, non trasaranno rinda a chi lo pizza e la riposa loro. Abbarate a voi, frate mio, che nessuno di voi potesse essere tanto infame e senza fede s'arrasa a Dio che campa per sempre. Piuttosto, scanzonato l'uno con l'altro ogni giorno, per tutto questo tempo che rimane quest'oggi assai lungo, come sta scritto in la Bibbia. Scanzonato perché nessuno di voi tenesse la capa tosta e se la sassa ingannare al peccato. Perché noi siamo diventati compagni di Gesù e saremo ancora compagni suoi, si mandano a rima ferma, zina alla fine, che è la fede che abbiamo avuto, zina al principio. Sta scritto in la Bibbia. Oggi, si sentite la voce di Dio, non tu state cor vostro, come facesse verendo a chi lo giorno che avete arrevutate. Chi sono tutti quelli che sentono la voce di Dio e si arrevutano contro essa? Sono tutti quelli che Mosè ha fatto sciare in terra dell'Egitto. E chi sono tutti quelli che facevano arraggiare Dio per 40 anni? Sono tutti quelli che avevano peccato e poi morirono in due deserti. Quando Dio giurò che non si arriva mai trasuto al riposo suo. E chi parlava? Parlava tanto tutti quelli che non avevano avuto fede in essa. E noi come sappiamo, ovvero loro non sono potuti rasire da chi lo pizza e la riposa, loro, proprio perché la mancanza di fede che avevano avuto rinda essa.